Per il Covid si viene ancora ricoverati anche in terapia intensiva. Nonostante i numeri in calo costante nelle ultime settimane è ancora necessario tenere alta la guardia. 2 nuovi pazienti entrati nell'ospedale di Padova nel fine settimana, uno ricoverato a malattie infettive e l'altro nel reparto per le gravi insufficienze respiratorie. Il quadro era un quadro già pesante quando è arrivata. L'età è giovane perché la persona in terapia intensiva ha 32 anni. E l'altro caso ricoverato appunto tra venerdì e sabato ne aveva di 56. Stiamo studiando questi 2 casi, sono appena arrivati per capire un po' il loro percorso anche da un punto di vista preventivo, abitudini e quant'altro, come si fa per qualsiasi persona ricoverata. In entrambi i casi si tratta di pazienti non vaccinati neppure con una dose. Tra i 7 ricoverati attualmente nel nosocomio Patavino sono 4 i non vaccinati e 3 quelli che hanno appena ricevuto la prima iniezione. Nessuno con la variante indiana, che nella nostra regione per il momento ha l'incidenza bassissima di 9 casi ogni 100.000 abitanti, ma occorre comunque restare molto vigili. Non siamo, come dire, a liberi tutti, bisogna sempre porre molta attenzione, il virus è subdolo e pertanto mascherina, distanziamento, evitare gli assembramenti. Se rispettiamo queste regole, se abbiamo anche il vaccino, è chiaro che il percorso nei confronti del virus, di lotta al virus, è un percorso che naturalmente aiuta molto, insomma.